Buongiorno a tutti, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale, lascio la parola al segretario per l'appello. Giulio, assente, Alto Buono, Ian, Uso Alessandra, Loto Giuseppe, Piso Giovanni, Marchesano Rocco, Barbaro Riccardo, Russi Filippo, Martino Florenza, Massiera Risto, Massaro Andrea, Capiotto Giacomo, Miolo Carlo, Conte Rosanna, Favaro Marco, Salvatella. Nomino come scrutatori i consiglieri Manzan, Bortoluzzi e Conte. Primo e unico punto all'ordine del giorno: surroga del consigliere dimissionario signora Tamara De Lazzari, esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità del consigliere neoeletto. Richiamata la precedente deliberazione propria numero 33 del 23 giugno 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi, vista la nota presentata in Consiglio Comunale e consegnata al Segretario Generale in qualità di responsabile del protocollo in data 20 dicembre 2016, assunta al numero 39.485 del 21 dicembre 2016, con la quale la signora Tamara De Lazzari ha assegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, visto l'articolo 45 del decreto legislativo numero 267 del 2000, il quale stabilisce che il seggio rimasto vacante deve essere attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, visto il verbale dell'adunanza dei presidenti di sezione elettorale del 6 giugno 2016, è rilevato che il primo dei non eletti della lista civica Miolo Sindaco, cui appartiene la consigliera dimissionaria, è il signor Matteo Rigo, seguito dai signori Mauro Massanetto e Luca Andelmo, visto la nota protocollo numero 39.654 del 22 dicembre 2016, con la quale il signor Matteo Rigo, con firma autenticata, dichiara formalmente di rinunciare alla carica di consigliere comunale in qualità di avente titolo alla surroga, vista la nota protocollo numero 40.156 del 28/12/2016, con la quale il signor Mauro Marsonetto, con firma autenticata, dichiara formalmente di rinunciare alla carica di consigliere comunale in qualità di avente titolo alla surroga, visto l'articolo 38,8 del decreto legislativo numero 267 del 2000, che disciplina le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, stabilendo che le stesse sono irrevocabili una volta assunta il protocollo del comune e sono immediatamente efficaci, ritenuto necessario procedere alla surroga del consigliere dimissionario, tenendo in considerazione gli atti di rinuncia sopra descritti, dato atto che nessuno dei presenti ritiene sussistano condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, visto il decreto legislativo numero 267 del 2000, visto il parere formulato dal segretario generale ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni, visto il parere formulato dal segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del vigente regolamento generale sull'organizzazione degli uffici e servizi, si propone a questo Consiglio di deliberare di surrogare il consigliere dimissionario signora Tamara De Lazzari con il primo dei non eletti che non ha manifestato la volontà di rinunciare alla carica della stessa lista di appartenenza, gruppo consigliare Miolo Sindaco, il signor Luca Andelmo, di convalidare l'elezione a consigliere del signor Luca Andelmo. Povero. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Io ho avuto, Presidente, il compito da consigliere Emanuele Navella di leggere la seguente comunicazione, se posso. Prego. Questa comunicazione è indirizzata al Sindaco Luciano Strioli, alla Presidente del Consiglio Comunale Arianna Boso, al Segretario Generale del Comune di Carle, Dottor Lino Nobile. Leggo testualmente: la mia non vuole essere una polemica ma una precisazione sul perché di questo orario assurdo in cui è stato convocato il Consiglio Comunale per la surroga della consigliera della lista Miolo, Tamara De Lazzari.
Non so quali siano i criteri, tantomeno chi decida gli orari dei consigli comunali, ma non tener presente che tra i consiglieri ci possa essere qualcuno che alle ore 12 potrebbe trovarsi a parecchie miglia dalla costa perché è al lavoro, quindi impossibilitato a parteciparvi, ritengo un atto di grande scorrettezza. Non credo avrebbe cambiato la vita a nessuno rimanere sugli orari dei consigli precedenti, quindi alle 18, dando quindi la possibilità a tutti quei soggetti che non hanno la pausa pranzo di partecipare al dibattito. Preciso inoltre che anche in caso di cattivo tempo non sarò comunque presente per una questione di principio. Il consigliere Vittorio Romano della Pelle. Grazie, volevo ricordare che l'orario viene deciso nella capigruppo, per cui se nella capigruppo non sono state sollevate eccezioni, non credo che, insomma, poi lei parla per la Bella. Sì, prego. Vabbè. Sì, sappiamo bene che gli orari vengono decisi nella conferenza di capigruppo. Tuttavia, parlo per esperienza personale, quando mi riferisco al Consiglio Comunale convocato per il 14 novembre, quando personalmente ho chiesto la cortesia di ritardare di un'ora la convocazione perché avevo impegni personali, poi i fatti hanno dimostrato che tale cortesia non è stata accordata, pertanto naturalmente gli orari sono sì, proposti formalmente in sede di conferenza di capigruppo, però poi anche se vengono chieste delle modifiche, queste non vengono puntualmente accolte. Grazie. Sì, grazie Presidente. No, solo per una comunicazione che il signor Luca Cremo oggi non sarà presente in aula perché aveva delle visite specialistiche già in calendario di diverso tempo. Grazie. Procediamo alla votazione palese per convalida degli eletti. Voti favorevoli? Unanimità, quindi il Consiglio approva. Mettiamo in voto l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? Unanimità. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità e dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale.